Nei primi 8 giorni del ticket d'accesso a Venezia sono stati superati i 700.000 euro di incassi previsti dall'amministrazione comunale per tutta la durata della sperimentazione, che è iniziata il 25 aprile e finirà il 14 luglio nella prima fase. I numeri degli escursionisti erano stati evidentemente sottovalutati. Abbiamo inserito a bilancio cifre prudenziali, spiega l'assessore al bilancio Michele Zuin. Sta di fatto che da quando è entrato in vigore l'obbligo di prenotare tra le 8:30 e le 16, la visita in giornata a Venezia con il versamento di 5 euro per chi viene da fuori regione, hanno pagato ben 144.645 persone, pari a oltre 700.000 euro entrati nelle casse pubbliche. Incassi che sono al lordo delle spese sostenute per totem informativi, portale per le registrazioni, campagna di comunicazione e controlli, tanto che il sindaco Luigi Brugnaro ribadisce: quest'anno spenderemo più di quanto incasseremo, 3 milioni di spese messe già a bilancio. Nella giornata di ieri, superati i ponti del 25 aprile e del 1 maggio, i paganti sono scesi a 15.000, il numero più basso finora nelle 8 giornate. Restano alti i dati degli ospiti delle strutture ricettive, 53.000, in linea con le giornate precedenti, quando i soggiornanti sono sempre oscillati tra i 50 e i 58.000. Tra le esenzioni, oltre 3.000 rilasciate ai veneti, 16.000 studenti, 22.000 a lavoratori, 6.000 a proprietari di seconde case, 2.000 erotti a parenti di residenti, 1.500 gli ospiti di veneziani e 970 i QR code senza ticket per altri motivi. Complessivamente hanno prenotato la visita per almeno uno dei 29 giorni di contributo oltre 700.000 persone, esenzioni comprese. Resta da studiare l'identikit dei paganti. Molti potrebbero essere turisti che dormono fuori comune e vengono a Venezia in giornata. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 3 maggio 2024. La prima notizia del giorno riguarda il ticket d'accesso a Venezia. La nuova sperimentazione è stata avviata il 25 aprile e, come abbiamo letto sulle pagine del Corriere del Veneto, per ora la tassa d'ingresso a Venezia non ha fermato i visitatori. In questi primi 8 giorni di sperimentazione sono stati incassati i soldi previsti in 3 mesi addirittura. L'articolo è di Gloria Bertasi per il Corriere del Veneto. I ponti del 25 aprile e del 1 maggio superano le aspettative del comune, polemiche per la privacy nel frattempo. Il sindaco ripete da tempo che il ticket serve per controllare i flussi, non vogliamo fare cassa, dice Brugnaro, ma non si capisce questo controllo dei flussi in cosa consista, visto che i visitatori, almeno in questi primi 8 giorni, non sono assolutamente diminuiti. E questa è la prima notizia del giorno. La seconda riguarda sempre la città di Venezia. Un altro record, in questo caso non si parla di turismo ma di acqua alta, mai così tanto frequente. Il 2024 è un anno da record per le acque alte a Venezia, leggiamo ancora sul Corriere del Veneto, in questo caso l'articolo è di Costanza Francesconi. In 4 mesi per 79 volte la marea ha raggiunto almeno gli 80 cm sul livello del mare. Aggiungendo la massima di 1 metro toccata la sera del 1 maggio si arriva a 80 episodi. Dal 1879, da quando ci sono cioè i rilevamenti, l'acqua non arrivava a 80 cm sul medio mare così tante volte, e quindi un record assoluto se guardiamo i dati del primo quadrimestre appena concluso. Lo certifica il responsabile del servizio Centro Previsioni e Segnalazioni Maree di Venezia, Alvise Papa. Rispetto alla siccità e alla crisi idrica a cui assistevamo nei primi 4 mesi del 2023, il 2024 è stato più piovoso. Il conteggio eccezionale considera anche le 14 volte in cui, superati gli 80 cm di acqua alta previsti, è stato sollevato il Mose e Piazza San Marco è rimasta all'asciutto. Comunque il dato è impressionante. 80 episodi di acqua alta a Venezia, naturalmente senza gli effetti che sono stati spesso bloccati dal Mose, ma in ogni caso il dato è quello di un anno da record. Acqua alta mai così di frequente dal 1879.
Ma noi voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Nei quotidiani locali naturalmente si parla delle elezioni europee, sono state depositate infatti le liste dei candidati da parte di tutti i partiti. Allora vediamo rapidamente una rassegna stampa con i titoli. Partiamo dal Gazzettino. La circoscrizione nord-est, la carica dei 226 in corsa, ma è record di bocciature. Rispetto al 2019 si sono presentate meno liste, 6 su 17 però sono state ricusate. Ora naturalmente ci saranno i ricorsi da parte delle liste rimbalzate che proveranno comunque a presentarsi, quindi con i ricorsi a poter concorrere alle elezioni anche nel collegio nord-est. Dopo il verdetto della Cassazione ci sarà il sorteggio e la stampa delle schede. L'articolo è di Alda Vanzan per il Gazzettino. La seconda notizia del quotidiano di Venezia riguarda le tensioni all'interno della Lega, con un titolo che è sul presidente della giunta regionale del Veneto. La scelta di Zaia, io voterò un Veneto. Sottinteso quindi non il generale Vannacci, che è candidato nella lista della Lega per volontà di Matteo Salvini. Il presidente della regione Veneto segue l'esempio del collega friulano Fedriga e dice: Vannacci capolista, qui non è mai stata una seria possibilità. Infatti a nord-est il generale non è capolista della Lega. Secondo il presidente Zaia, il generale è un indipendente scelto da Salvini. Su disabili e Mussolini non condivido le sue dichiarazioni, dice anche Zaia, e quindi conclude: la Lega ha i suoi valori e io ho i miei candidati da fare eleggere, altrimenti mi sentirei un peccatore. Queste dichiarazioni le troviamo naturalmente su tutti i quotidiani locali. Vediamo il Corriere del Veneto: Zaia, Vannacci scelto da Salvini, dai disabili al Duce o altre idee. E poi quotidiani del gruppo NEM: Zaia esce allo scoperto, non voterò Vannacci alle elezioni europee. Risponde subito il generale Vannacci: me ne farò una ragione, ma riuscirò a lavorare insieme ai leghisti. Ancora le parole di Zaia: non condivido le sue idee a partire dalle classi per i disabili. Ma torniamo sul Corriere del Veneto, con ancora le dichiarazioni di Zaia che dice: voto i veneti, gente che conosce il territorio. Vannacci avrebbe replicato anche: vado avanti per la mia strada. E l'assessora al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan di Fratelli d'Italia interviene per difendere il generale Vannacci. Dice: siamo amici da 20 anni, ci attaccano per le nostre idee. Ma vediamo la vicenda. Le elezioni europee per comporre il nuovo Parlamento di Bruxelles si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno. Votano tutti i cittadini maggiorenni. L'Italia elegge 76 eurodeputati, di questi 15 saranno presi dalle liste del collegio nord-est. I seggi vengono assegnati in modo proporzionale ai voti ricevuti dalla lista. L'elettore italiano può esprimere da 1 a 3 preferenze, purché siano di genere diverso e purché siano nella medesima lista sulla scheda. Sono le preferenze a determinare chi sarà eletto da Bruxelles. Questa la scheda del Corriere del Veneto sulle elezioni europee, sul funzionamento delle elezioni europee. Ma torniamo alla cronaca politica. Malumori in Fratelli d'Italia per il secondo posto di Berlato, ma Meloni vuole gli uscenti in lista dopo di lei. Zan sarà l'unico esponente del PD nella circoscrizione nord-est ad essere in corsa in più circoscrizioni. Calenda torna in Veneto dopo il successo del 2019. Vediamo poi qualche percentuale: 41,1% nel 2019 la Lega con Salvini viceministro del primo governo Conte ottenne a nord-est un risultato da record, difficile da replicare per la Lega in queste elezioni sicuramente, almeno stando ai sondaggi. 5,7% la percentuale di Fratelli d'Italia 5 anni fa, sotto il 6%, quindi avevano eletto solo un eurodeputato. A nord-est 5,8%. Forza Italia alle ultime elezioni europee ha ottenuto un risultato appena superiore a Fratelli d'Italia, ora invece punta a superare la Lega. Sono tutte percentuali relative al collegio nord-est. Il tema politico sotto la lente, gli equilibri nel centrodestra e il possibile sorpasso di Forza Italia sulla Lega, appunto. Ma torniamo alla vicenda di Berlato, candidato capolista, o meglio al secondo posto dopo Giorgia Meloni. Sui quotidiani del gruppo NEM un articolo di Enrico Ferro proprio
dedicato al caso Berlato. E vediamo il titolo: Berlato, un negazionista con Fratelli d'Italia. Il Covid è soltanto un imbroglio. Il vicentino, europarlamentare uscente, è stato messo in lista subito dopo la Meloni nella circoscrizione nord-est. Vediamo alcune dichiarazioni di Berlato selezionate dal giornalista dei quotidiani del gruppo NEM. Sono molto legato sia a Giorgia che a Ignazio La Russa, ho un'amicizia storica con entrambi, sono dentro il partito da quando è nato, mi è stato affidato il compito di coordinarlo in Veneto quando aveva l'1%. I voti li porto soprattutto da fuori, da categorie economiche e sociali che scelgono Fratelli d'Italia solo perché ci sono io, dice anche Berlato. Ma insomma è polemica sul fatto che ci sia proprio lui, un negazionista del Covid, proprio sotto Giorgia Meloni, in seconda posizione, la vetrina della lista. Scrive Enrico Ferro: nella circoscrizione nord-est, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, Fratelli d'Italia sceglie il vicentino Sergio Berlato, paladino dei cacciatori e dei Novax. Insomma, sarà sicuramente polemica. Chiusa questa parte di rassegna dedicata alle elezioni europee, andiamo verso la fine di questa puntata con le ultime due notizie che troviamo entrambe peraltro sul Gazzettino di oggi. La prima riguarda il caso Cecchettin in un certo senso. Vediamo il titolo dell'articolo di Vittorino Compagno: Miss e motori in festa vicino al luogo dove fu aggredita Giulia, è bufera a Fossò. L'opposizione in comune attacca gli organizzatori, da noi rispetto, strumentalizzazioni da evitare. Allora vediamo che succede: un concorso di bellezza e una manifestazione motoristica nella zona industriale di Fossò, proprio dove l'11 novembre dello scorso anno Giulia Cecchettin venne massacrata dall'ex fidanzato Filippo Turetta. E nel paese, a pochi chilometri dalla casa natale della ragazza a Vigonovo, scoppia la polemica. Ai due eventi, che si sono svolti domenica 28 aprile, hanno partecipato migliaia di persone e il gruppo di minoranze in comune, Generazione Attiva Baldan Sindaco, sulla sua pagina Facebook, oltre a criticare gli organizzatori, si è scagliato contro la giunta. Rombi di motore, aree verdi convertite in piste e un concorso di bellezza. Abbiamo atteso e forse un po' sperato in qualcosa di diverso, ma come spesso accade a Fossò, viene prima la voglia di apparire e il rispetto cessa di esistere. Com'è possibile celebrare anche un concorso di bellezza per ragazze a pochi metri dal più macabro delitto accaduto appena 5 mesi fa? Come può la sensibilità di certe persone, soprattutto di chi è incaricato di amministrare il nostro paese, essere così cieca? È giusto naturalmente che la vita prosegua il suo corso ed è giusto che si torni a sorridere, ma certe mancanze di attenzione e delicatezza qualificano chi le compie. E a questo punto vediamo le repliche: ma se la giunta di Fossò ha deliberatamente ignorato le critiche, a rispondere per le rime al gruppo politico hanno provveduto gli organizzatori dei due eventi, che parlano di commenti sgradevoli, offensivi, inopportuni e senza logica. Con queste critiche hanno offeso sia i volontari che hanno lavorato duramente per la buona riuscita dei due eventi e le ragazze che hanno partecipato al concorso di bellezza, compresa la 18enne che ha avuto solo il torto di aver vinto. Miss Riviera del Brenta è da sempre schierata contro la violenza sulle donne. Avere svolto il concorso nella zona industriale di Fossò, scena di un femminicidio che ha scosso l'intera nazione, non ha avuto alcun fine di strumentalizzazione, semmai il contrario. Alle ragazze è stato detto di affrontare la giornata con il dovuto rispetto. In quel momento stavamo celebrando la vita e la speranza perché tragedie del genere non accadano più. E infine gli organizzatori di Motori in Festa si chiedono: era forse migliore il turismo macabro, quel viavai di persone e di auto subito dopo il delitto? È a dir poco agghiacciante come si possa strumentalizzare politicamente una disgrazia simile solo per cercare consensi. E questo appunto per quanto riguarda il caso della sfilata di bellezza, del concorso di bellezza e dell'evento motoristico vicino al luogo dove fu aggredita Giulia Cecchettin a Fossò in Riviera del Brenta. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con l'ultima notizia flash, la troviamo appunto sempre sul Gazzettino, riguarda la Banca degli Occhi. Cornee, un 2023 record per la Banca degli Occhi, 13% in più di donazioni. Per la prima volta oltre 1000 invii all'estero per i trapianti e aumenta anche la raccolta della fondazione per i tessuti. 6.659 le cornee raccolte nel 2023, record di sempre di queste, 5.208 in Veneto, 1.167 le donazioni di tessuto l'anno scorso, un aumento del 40%, insomma dati in aumento sicuramente per la Banca degli Occhi, con sede
a Zelarino e anche per la Fondazione Banca dei Tessuti che ha sede a Treviso. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.